Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e i tifosi sono già in allerta. Siamo tornati con un aggiornamento dell'ultima ora. Ufficiale e di grande impatto sul caso più caldo di questa finestra di mercato, la cessione di Victor Osimhen. E come sempre, qui riceverete la notizia direttamente dalla fonte, con tutti i retroscena rivelati in anteprima. Quindi lo sapete, mettete il like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino. Perché la telenovela sta per finire e il finale potrebbe sorprendere anche i più scettici. Tenetevi forte, il Galatasaray ha finalmente accettato i termini del Napoli. Secondo informazioni confermate dal giornalista Alfredo Pedullà, il Galatasaray ha comunicato ufficialmente al Napoli, nella tarda mattinata di martedì, di accettare i termini finanziari richiesti da Aurelio De Laurentiis e sta lavorando con le banche per emettere una lettera di credito, che sostituirà le garanzie bancarie inizialmente richieste. Questa soluzione finanziaria è stata giudicata sufficiente dal club italiano, a condizione che il flusso dei pagamenti sia rigorosamente rispettato. Il Napoli si aspetta un pagamento iniziale di circa 50 milioni di euro, con i restanti 25 milioni rateizzati fino al 2026, al più tardi. L'attenzione ora è rivolta alla formalizzazione dei documenti e, secondo Pedullà, la notte promette di essere lunga dietro le quinte, poiché questo tipo di operazione richiede precisione, convalida bancaria e registrazione legale completa. Sempre secondo l'articolo, Osimhen continua ad attendere con ansia la conclusione del processo, ma ha già dato chiari segnali di essere pronto a tornare a Istanbul e indossare nuovamente la maglia del Galatasaray. Ora in modo definitivo. L'accordo è tecnicamente allineato tra tutte le parti. Mancano solo le formalità finanziarie per concludere la transazione. E se tutto andrà come previsto, l'annuncio ufficiale potrebbe avvenire nelle prossime ore o, al più tardi, entro la fine di questa settimana. L'operazione rappresenta non solo la chiusura di un ciclo importante al Napoli, ma anche l'apertura a nuovi acquisti. Poiché il ricavato di Osimhen sarà reinvestito nella formazione della rosa richiesta da Antonio Conte. Ora vogliamo sapere da te, tifoso del Napoli, sei d'accordo con la decisione di vendere Osimhen in questi termini? Pensi che la lettera di credito sia una garanzia sufficiente per un giocatore di questo livello? Commenta qui sotto e condividi la tua opinione con la comunità napoletana. E se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo e in tempo reale dal sito ufficiale di Pedullà, lascia un super grazie per rafforzare il canale e aiutarci a continuare a offrirti tutto, con precisione e responsabilità. Alla prossima, e forza Napoli!